Diversi orizzonti per destini che si incontrano e si scontrano. Da un lato la voglia di proseguire quel sogno duramente conquistato, dall'altro il desiderio di raggiungere chi guarda tutti dall'altro della classifica. Questo e molto altro è Serie D Girone A, Ligorna Lavagnese, benvenuti. 29esimo del primo tempo, il Ligorna si affaccia in attacco, angolo battuto, svetta Zunino che segna con la nuca! Intuito e fortuna portano in vantaggio i padroni di casa, è 1-0. 41esimo, ancora angolo, ma per la Lavagnese questa volta. Viene battuto alto e forte, trova la deviazione vincente, risultato di nuovo in parità, è 1-1, Galeotti furono gli angoli. Nel secondo tempo subito Lavagnese all'attacco, cross dalla tre quarti, interviene Guerra e la mette in porta, ma nella sua di porta, clamorosa autogol che porta in vantaggio la compagine ospite. 1-2. Nono minuto, ancora Lavagnese, palla Garrasi che disegna una traiettoria sublime, arriva Croci che tira e segna con un tocco sotto dolcissimo. Questo è davvero un gol spettacolare. Ora per il Ligorna le cose si mettono davvero male. 1-3. 21esimo, guardate cosa combinano i padroni di casa. Magia di Balla che serve Ghiglia, serie di dribbling, lascia partire il tiro e segna un gol fantastico. Capolavoro di Ghiglia che sigla una marcatura davvero pazzesca. Ora il Ligorna ci crede. 30esimo, lancio per Currarino che si invola sulla fascia, sguarda al centro e scarica per Forte che non può non segnare. Allacciate le cinture, Ligorna e Lavagnese ci stanno portando su un volante di emozione di gol. 2-4. 33esimo, Ligorna in avanti, cross al centro, deviato da Oneto, di mano per l'arbitro, non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Rivediamo le immagini insieme. Sul dischetto si presenta Balla, parte la sua rincorsa e Nassano intuisce ma non riesce a parare. Ora siamo sul 3-4. Le emozioni saranno finite? 36esimo, no, non sono finite. Lancio per Balestrero che con una magia passa Damiani che viene steso. Ancora nessun dubbio per l'arbitro. Calcio di rigore per la squadra ospite. Avrà preso la decisione corretta? Dagli 11 metri arriva Avellino che segna seraficamente il gol del 3-5. Ligorna e Lavagnese dovrebbero affrontarsi più spesso se ogni volta ci regalano queste emozioni. 47esimo, Liguori prende palla, si fa mezzo campo, lascia partire la bombarda che si infila nel 7. Capolavoro targato Liguori. Non utile ai fini del risultato, ma essenziale ai fini dello spettacolo. Una partita veramente bellissima e piena di emozioni che viene spuntata dalla Lavagnese.